Siamo qua perché Edo ha avuto Qua perché ci tengo a dire qua. Edo ha avuto Allora, siamo tornati qui raga perché siamo andati via in malo modo raga, siamo proprio scappati via e non poteva assolutamente finire così. Diciamo che qua, l'altra sera da quando eravamo qui ha cominciato un po' a farsi tesa la cosa. Sì. Diciamo che tu e la chiesa avete qualcosa in sospeso. Sì. Allora, da qua in teoria, allora da qui in teoria Una sensazione di... qui è come entrare in un posto staccato dal resto della casa. Poi in realtà le energie confluiscono tra di loro, ma stare di là e stare qui è totalmente diverso secondo me. Adesso quando siamo in chiesa, qua è vero che fa un freddo cane? No, io sento troppo caldo qua. Io sento un freddo da madonna. Ok. Bene, è meglio se andiamo Quando arriviamo in chiesa, ti racconto anche cosa è successo 3 anni fa, non solo l'altro ieri, che era quello che stavo parlando raccontare l'altro giorno, e non mi facevano parlare da quello. Com'è Moira? le gambe. Le gambe. Vai, andiamo avanti, iniziamo tutto. Profumo di fiori e le gambe. Bravo, profumo di fiori, l'ho sentito anch'io l'altra sera. Sento. L'ho sentito anch'io l'altra sera. Però lì ci sono i fiori. Però lì ci sono i fiori. Lì ci sono i fiori sull'altare, non so se sono veri o finti, Calma un attimo. Io ho appena sentito un mugugnio. Sì, appena anch'io, è vero, confermo. Chiaro, certo. Eccolo. Questo è il clacson. Noi l'altra sera siamo entrati, ci siamo messi qua. E da qua non riuscivamo più a muoverci, raga. Guarda il freddino qua. Noi eravamo qui. Ok. Ce la stavamo in mezzo, io ero qua, Maia, ero qui. Stavo provando a raccontare cosa fosse successo 3 anni fa a me qua. E mentre lo raccontavo, i rumori si intensificavano. C'è la lampada sopra. Cosa c'è? La lavanda è un fiume che viene usato per Domanda, Gio. Qua hanno tolto la statua. Domanda, Gio. Ma c'erano i fiori sull'altare l'altra sera? Cioè che non me lo Non vi ricordate? Non me lo ricordo neanche io, non ci ho fatto fare. Allora io so che i fiori sono sempre stati... Cioè, da... Che... Ok. No, sto cercando di notare se c'è qualcosa di diverso dall'altro giorno, perché noi avevamo lasciato la porta d'ingresso chiusa. l'avevo chiusa io. Capisco se ti andiamo a fare. I miei pipistrelli si sono più girati. Vabbè, ma quelli a me non fanno paura. Anche quella lampada lì. Potresti sentire il ronzio di api, perché in alto Ok. c'è l'alveare, in alto nell'ingresso di là. Ma Allora. sai che a me dà senso di tranquillità qua adesso. In teoria, quando sono entrato la prima volta anche a me, da tutto quello che è successo l'altra sera, non la penso molto più così. Riprovo a raccontare quello che avevo raccontato l'altra sera. E poi hanno cominciato a fare casino e non sono più riuscito a raccontarlo. 3 anni fa, quando sono venuto qua, per 2 ore non era successo nulla. Nulla. Tant'è che io ho dovuto fare un'ora di Ghostbox qua. Ho fatto un'ora di Ghostbox sull'altare, dove l'unica cosa che avevo capito era vieni su, volevano farmi salire, non so perché. E poi è uscita la parola demone. Ripeto, come l'altra sera, ripeto la stessa identica cosa che ho detto. Quando dicono di essere demoni, quasi sempre non lo sono. Sono entità arrabbiate che dicono di essere demoni per spaventare o per far paura, non si sa. Bleffano, esatto, per farti paura, per essere più forti. Sì. Allora, al che io ho iniziato 3 anni fa a dirgli: ok, se sei un demone, fammelo capire. Fai qualcosa per farmi capire che sei un demone, se non lo fai sei debole. Ho fatto 10 minuti a dirgli queste cose qua, poi ho chiuso la sessione. E da quando ho chiuso la sessione, Cree, che era con me 3 anni fa, ha notato la statua là a terra, che gli hanno disegnato, come dicevo nel video precedente, gli hanno disegnato con la bomboletta spray il sangue dal naso. Mi fa, a me sembra fresco. Io ho detto, Cree, che cazzo dici? Siamo andati lì vicino a controllare. Tempo che controlliamo, sentiamo dei rumori alle nostre spalle, ci giriamo, il K2 impazzisce
tempo che dico che 3 rumori non era una cosa buona, impazzisce il K2 e poi sentiamo un ringhio, che l'altra sera i ringhi li hanno fatti, 2 sere fa i ringhi li hanno fatti. Anche mentre Ma io andavo ho a sentito- posizionare il K2. Ma io ho sentito un ringhio che ha rimbombato per tutta la chiesa, raga. Niente, siamo nella famosa chiesa blu, che è un luogo dove in molti mi dicono che qua non sentono niente, non succede niente. E poi io 2 volte che sono stato qua, 2 volte è successo il finimondo, soprattutto l'altra sera che siamo scappati via, non ce la facevamo proprio star qua. Però stasera ti vedo più tranquillo. Sono abbastanza tranquillo in questo momento, non lo so. Perché sai che loro percepiscono anche l'agitazione, vero? Sì, però l'altra sera eravamo... Poi L'altra sera ripeto, probabilmente c'eri te agitato, c'era Samu anche lui un po'. sì, io non mi agito a caso però. Cioè, quello cioè, sì. 120 video, Agiti. cioè 120 video di YouTube, difficile che mi sono agitato Allora, così tu- tanto. Io sono stato in indagine con te, tu non ti agiti facilmente, perché Io io me lo ricordo bene. l'altra sera qua ero terrorizzato. Poi mentre ero qui c'era Joe qua che mi stava riprendendo, c'era Samu qua e io tra le loro braccia ho visto una cosa bianca passare. L'ho proprio in mezzo a visto. loro? In mezzo a loro, dietro, come se dietro ci fosse qualcosa di grosso, ma ho visto solamente un coso bianco passare. Però ti sembra state veramente belle anche Sì, da ragazzi. qua c'era un santo, anche qui l'hanno tolto. Quando sono venuto 3 anni fa c'era. Che senso ha? Tom? L'hai fatto tu il verso? 3 anni fa c'era. Che senso ha? Tom? L'hai fatto tu il verso? 3 anni fa c'era. Che senso ha? Tom? L'hai fatto tu il verso? 3 anni fa c'era. Che senso ha? Tom? L'hai fatto tu il verso? 3 anni fa c'era. Che senso ha? Tom? L'hai fatto tu il verso? Hai sentito? Ah, c'è stato io col piede. No, No, non era il piede. No. Si sente il piede. io ho sentito un... Ah no, io ho sentito qualcosa di un po' più distante. No, ho sentito qualcosa di forte. C'è vetri dappertutto. Tu dici che il punto è là dove... No, non c'è un punto. Può essere No, così. quando Joe, chi è che ha provato a mettere il... Ha provato a mettere K2 sul terzo banco lì. Ok. Quando ha fatto 3 passi in avanti abbiamo sentito un verso, infatti anche Joe è tornato dietro tutto perché si è spaventato. Ok. Però avevamo già fatto. Tempo di arrivare in chiesa avevamo già fatto qualche domanda di là. Se c'era qualcuno di farsi sentire. Sì. Quindi che proviamo ad andare sull'altare? Quindi io direi. No, possiamo iniziare anche da qui. L'altra sera ero esattamente qua, dove sono adesso, e ho sentito letteralmente come un dito che mi faceva questo. Dietro la gamba. Come vi dicevo fuori prima di entrare, qua bisogna fare un silenzio boia perché è pieno di rumori. C'è qualcuno qui che ci sta ascoltando? Cos'è stato? L'hai sentito anche tu? Certo che È tipo un cantico. Era un... C'è un cantico. Sì. Chi è che ha messo questo cantico? Ha messo una muoiono? Rumore. L'ho È lo sentito stesso benissimo. identico rumore che abbiamo sentito l'altra sera. Questo? Sì. Sei tu che stai facendo rumore? L'altra sera eravamo qua e sentiamo questo rumore qua. Quante volte l'abbiamo sentito? 3 o 4. Almeno 3 o 4 volte l'abbiamo sentito questo rumore. Puoi muovere uno dei lampadari se sei in questa stanza, per cortesia? È fermo il lampadario? Come lo vedete il lampadario? Fermo. Tu lo vedi fermo? Tu lo vedi fermo? Tu lo vedi fermo? Tu lo vedi fermo? Hai sentito? No? Cosa? Su questa è una cosa che è passata. Ma tu che cuffia hai su per cosa? Oh, io ti registro. Ok. 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 E adesso?
No, perché stiamo parlando in troppi. Allora, adesso sento shh. Esatto, perché stiamo parlando in troppi. Ah, l'hai detto tu, però prima ho No, non l'ho sentito... detto io. Ah, ok. Non l'ho detto io. E ho sentito... Allora, parliamo uno alla volta, non parliamo tra di noi, facciamo domande. L'altra sera ci avete fatti andare via perché vi siete messi a fare troppi rumori tutti assieme. Ci avete quasi, anzi quasi, vediamo quasi, ci avete terrorizzato l'altra sera. C'è per caso una ragazza? Esatto, io sono stato qui, questa è la terza volta che vengo qua. 3 anni fa, dalla Ghost Box mi avete detto che eravate demoni e allora io vi ho provocato. Però, se c'è una voce femminile e quindi non sei un demone, ma sei una ragazza arrabbiata, una ragazza che magari a cui è stato fatto del male, ti chiedo scusa per averti provocato. Ci fai capire dove sei? Lorenzo è grande. Questa, guarda. Sì. Non è possibile, Era carichissima. Edo, era piena. Ti hanno scaricato cosa? Guarda. La torcia? Sì, e poi guarda. Non sta registrando, Edo. A me sta girando la testa. Lo vedi? È pausa. A me sta girando È la in testa. pausa. A me sta girando la testa. Guarda. Tu stai registrando giù? Sì, sono in rec. No, siediti. 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 Avete sentito? Sì. Ah, l'avete sentito anche voi? Sì. C'è Ho qualcosa? perso. C'è addirittura, guarda la batteria. Sì. Edo ha già mangiato anche una tacca di batteria, guarda. Perché sono forti, è inutile che mi dici queste cose, sono forti. Ah sì, poi. Io la prima volta che sono venuta avevo il telefono al 60% morto. Non mi sta facendo registrare neanche. Ancora quello dell'occhio ho visto qualcosa qua. Possiamo parlare con la presenza femminile che c'è qua? Ti fai sentire? Ecco Miki, visto che sei lì, ti chiedo questo favore, che è un favore che l'altra sera non avevamo. Dopo, quando proviamo a usare lo Spirit Box, mi serve che, se usiamo la tua, che è top secondo me, lo Spirit, mi serve che ogni tanto, ogni tot, butti un occhio che non arrivi nessuno perché non sentiamo se entra qualcuno. Ok. Proviamo questa. Intanto, perché questa non è una spirit box. Provaci a prova. Questa è la Lice Box, la conoscete? Come Non funziona? sento parlare. Spieghici come funziona. Ok. Cioè, cosa fa? Accendi un pulsante e lei trova i messaggi, quello che devono dirlo, prendono delle parole e lo dicono. Tipo un vocabolario. Non è con internet. Ok, prova. Questa la conoscono in tanti, non va con internet.
Non metterla altissima, eh? No, no, lei non ha volume. Ah, non ha volume? No. Sta cercando, vedi? Ok. Allora, prima farò qualche domanda. Fai domande che vediamo se ti risponde. C'è quella presenza femminile qua che ci sta ascoltando? Puoi farti sentire, per favore? Messaggio. Strada. Strada. Teniamo presente strada, ricordiamoci. Poi dopo colleghiamo un attimo e cerchiamo di capire. Ok. Lei adesso sta cercando. Avete sentito? No. No. Nessuno di voi ha sentito? E cos'era tipo? C'è una roba strana, boh. Ma non è aggressiva stavolta comunque, io non la percepisco aggressiva. L'altra sera, non riuscendo a collegare il fatto che fosse una donna alla presenza qua, abbiamo dato per scontato che fosse un qualcosa che hanno evocato. Ora, dal racconto di Michele, che ha capito che magari qui una donna è stata uccisa, bisogna anche un attimino, cioè è chiaro che quando capisci che chi hai davanti non è un'entità demoniaca, ma è comunque un'anima, sì, arrabbiata, molto forte. Però c'è una bella differenza da termico. Ma in questo momento, E bisogno, ha detto lei, ha bisogno di qualcosa probabilmente. ok. Chiaro che se ci colleghiamo con la storia appunto che ci ha detto Michele, se è vero che qui hanno ucciso una donna, è chiaro che anche il nostro modo di approcciarci a questa entità è diverso. Non è una presenza demoniaca, è una donna che ha sofferto, ok? Lei probabilmente ha bisogno di comunicare, cerca il modo di farlo. Quindi in questo momento io non la sto aggredendo come ho fatto, Lo sente lei? Lo come ho sente che lo fatto 2 giorni fa e come ho fatto 3 anni fa, cercando un modo di contatto più tranquillo. E poi gli ha chiesto anche scusa. Io ho Quindi, chiesto scusa perché non ero arrivato a ragionare su questa cosa. Perché 3 anni fa io avevo capito solo demoni e quindi l'ho provocato. puoi farci capire, anima, dove sei? Se sei una donna, dove sei, o un uomo? Cos'hai? Sai Edo, io ho un coso qui come qualcosa che mi comprime appena appena, ma non è A livello, prima appena appena, ma non è a livello, prima appena appena, ma non è a livello, prima appena appena, ma non è. a livello energetico dici? Sì. Guarda che se vuoi per comunicare tramite questa apparecchia, che forse c'è più capire. Puoi lasciare un messaggio con questa scatola? Dirci se hai bisogno di aiuto. Tu tieni d'occhio le parole. Sì. Domestica. Domestica. Attraversato. Stavo andando a attraversare per vedere gli aia. Domestica potrebbe essere anche domesticare, però non vorrei fare il santone di turno, però quando ho chiesto hai bisogno, ha detto domestica, però ha detto anche attraversare. Forse ha bisogno di attraversare, ma... Sono stata io perché purtroppo vedere i piedi si sente. Allora io ho chiesto se c'è qualcuno in questa chiesa, il pendolo mi dice di sì. Dammi un sì se è una donna. Domestica. Domestica. Attraversato. E questa cosa è particolare però. Cosa è successo? Io stavo facendo delle domande in testa. Col Ho pendolino, detto, è morta qui la donna? No. Ok. Ok, siccome mi era venuto fiume acqua,
Ho chiesto, è stata uccisa nel fiume, il suo corpo è stato portato qua? Sì. Ok. Il suo corpo ho chiesto e là è uscito il suo. Il suo. Ok. Allora, l'altra sera con noi c'era Samu, che è un nostro amico, tu non lo conosci, è la prima volta che veniva con noi, ma ci ha sempre chiesto di venire con noi perché lui comunque ci ha raccontato un sacco di volte che tutta la sua famiglia vede, ha proprio delle visioni Samu, infatti quando è andato in un castello ha visto un soldato fluttuare, a casa sua a volte vede presenze che entrano, escono e passano, quindi lui è sempre stato curioso e l'altra sera gli ho detto, vabbè, vuoi venire con noi Samu? Andiamo lì, va bene, andiamo. Secondo me l'altra sera Samu è stata una calamita per le energie che c'erano qua sicuramente. Quando eravamo nel corridoio io mi sono sentito spostare proprio la catenina così. Hai sentito? Qualcosa sto sentendo. Io mi sono sentito spostare la catenina e avevo un graffio. Ma quello mi hai fatto vedere la foto, sì. Ti ho fatto vedere la foto. E dietro, prima ancora che io così ero, ho sentito toccarmi. Tempo che mi giro, Samu fa, ho visto una faccia. Prima ancora che io dicessi che mi ha graffiato. Quindi sicuramente l'altra sera la presenza di Samu ha fatto tantissimo. Quindi proveremo a riportarvelo sul canale, raga, perché se è una calamita del genere... Sì. Dovremmo sfruttarlo un po'. sì. Che detto Andiamo così con suona Samu negli abbastanza. luoghi più infestati. È possibile parlare con questa presenza femminile? C'è qualche presenza che desidera parlare con noi, che può far sentire la sua energia? Ho sentito. Un parlare, sembrava femminile. C'è qualcuno per forza. Hai sentito i passi? Figa. Anche io ho sentito il voce. Perché dei passi così chiari neanche l'altra sera li ha fatti. Tu per caso hai rimesso la mia trappola sonora lì all'ingresso? Sì. Ok. E non mi sa non l'abbiamo sentita. Se qualcuno entra lo senti. Ok. E non mi sa non l'abbiamo sentita. Se qualcuno entra lo senti. Ok. E non mi sa non l'abbiamo sentita. Se qualcuno entra lo senti. Ok. E non mi sa non l'abbiamo sentita. Se qualcuno entra lo senti. Questo? No, però ho sentito dopo. Io dietro ho sentito uno. Dietro. Ah, ok. Però continuano ad esserci passi di là, Come l'altra sera. Come l'altra sera. L'altra sera. Vedi come siamo tesi adesso? Sì. L'altra sera era tutto così. Abbiamo fatto un'ora a essere così tesi. C'è qualcuno? Com'è possibile che quei passi là non fossero una persona viva? Appunto. Cazzo, erano pesanti, Inizio. Erano come quelli Però se che nessuno- abbiamo sentito prima. Però quando se eravamo nessuno è usciti. entrato perché lui ha messo comunque il legno dietro la porta. Sì, l'ho messo appoggiato. Questo? Non ho sentito. Ho sentito un tonfo qualcosa. Dove c'è? Questo l'ho sentito più forte.
Potete fare un altro rumore? Sta facendo uguale all'altra sera. Sta cominciando a fare uguale all'altra sera. Sta prendendo energia. Noi qui sentivamo rumori di là e quando poi ci siamo spostati da là, cioè da di qua a di là, ha cominciato a fare versi da verso la chiesa verso di là. Quindi come se ti spostasse sempre. Sì. Però mentre noi eravamo nel corridoio ci sentivamo proprio circondati, sia dalla parte opposta, sia da verso la chiesa, sia dalle scale, sia da sopra. Da ovunque arrivavano rumori. Raga, non so poi, ma Questo? parte sto rumore, Questo era sul legno. parte sto rumore, mi sento le gambe stanchissime. Sei qui? Questo? Veniva da fuori, mi sa. Sembra uno strusciare. Erano tutti cattivi questo. Noi siamo tornati perché vorremmo parlare con questa presenza femminile, che noi sentiamo sempre la sua voce, anche l'altra sera si è fatta sentire. Possiamo parlare con lei? Puoi indicarci dove sei? Secondo me potrebbe essere una buona idea che voi state qua, io mi metto nel corridoio qua. Ok. Allora ragazzi, mi sono messo qua perché se in chiesa fanno rumori qua e quando sei qua fanno rumori in chiesa, penso di poterli fregare un attimo e vedere se capita qualcosa qua o a loro. C'è qualcuno che riesce a farsi sentire? Abbiamo sentito dei passi e dei colpi. Riuscite a dimostrarci la vostra energia? A usare la vostra voce? Sei qui? È stato tranquillo fino a un certo momento, fino a che poi mi sono sentito circondato. E sono andato via per un certo momento, ho sentito una presenza, come se ci fosse una presenza dietro, poi davanti ho sentito un leggero calpestio, ma leggerissimo, e ho avuto la sensazione di avere gente da dietro e da davanti. Uguale a noi l'altra sera. Sì, esattamente come Ci sentivamo circondati. Comunque da quando tu sei andato di là, qua praticamente è stato quasi nullo. Sì, non hanno fatto proprio niente qua. Anche di là, però ho avuto stessa sensazione che veramente ci fosse qualcuno che mi osservasse, ma che ce l'avessi proprio qua, col fiato sul collo.
Questo? Ero io Fatouche. Ah. Questo no però. Questo? 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 Non ero io di sicuro. Era come se avesse ritoccato qualcosa tipo sui lampadari lì. Siamo talmente presi dai rumori che non riusciamo quasi a fare le indagini come l'altra sera. Pazzesco. Allora, tu prima quando hai usato il pendolino, Sì. l'hai usato su cosa? Ah no, non so niente, facevo Ok. facevo le domande io. Ok, chiedi appunto. solamente sì o no. Sì, esatto, sì, sì. Ok. E cos'è che è uno? Che la ragazza che c'è qua, i suoi resti erano là, che le è stata tolta la vita sul fiume. Penso di aver capito questo qua, perché era particolare che nella Spirit Box mi parlava di fiume o acqua, che qua c'è un fiume. E che comunque a lei risponde, o la gente deve rispondere a chi sta di guardia qua. Che c'è una specie di guardiano, qualcuno. Ok, possiamo parlare col guardiano. L'hai sentito, Vicky? Non l'hai sentito? No. Era un cazzo di colpo di tosse. C'è un guardiano qui? Possiamo parlare con lui? Poi vieni. Quindi eri tu che tipo 3 anni fa ti sei finto un demone per mandarci via. Non ho capito se veniva da fuori o dentro. C'è un solo guardiano o ce n'è più di uno? Questo? Demonio, raga. Questo era un grido, raga, questo era un urlo. Questo era un urlo, questo era simile a quello che ho sentito 3 anni fa mentre stavo uscendo giù. Io spero che l'abbia registrato. Se non l'ha registrata è scema sta videocamera. Sì, sempre. Sì, sono i re. Ma l'hai sentita? Quando abbiamo cominciato a parlare di guardiani comunque. Sì, Miki, tu l'hai sentita? Sì, Va bene, con lo zoom. sì. E se l'ho sentita con lo zoom l'ha preso comunque. Nitida. Sì. Era un urlo. Sì. È per caso successo qualcosa di brutto in questo luogo? È sembrato che qualcosa passasse nello schermo, tipo che era... Guardate che sono un po' di faline, un po' di api. No, era orizzontale, verticale così. Ah.
Non pallino, io quando vedo Orbs non ci credo. Sto parlando di qualcosa di bianco. Fa di tutto per farci spaventare, non stiamo facendo nessuna indagine come l'altra sera. Non riesce a fare un'indagine qua. Non ti risponde, ti fa solo rumori, versi per farti scappare. Dici qualcosa, usa la tua voce. Rumore. Non rumori, usa la tua voce. Anch'io. Io prima. Ancora. Sicuramente se sei un guardiano, il tuo lavoro lo stai facendo molto bene. Però per favore, noi non siamo qua con cattive intenzioni. Voglio aggiungere anche, io parlo per me, non so per loro, che potresti impegnarti di più se vuoi farci paura. Figa no. Figa, già la stasera ci ha terrorizzato, cazzo. C'è qualcosa là? Sta ditata sullo zaino? Non c'era prima? No. L'avrei vista quando sono partito da casa. Vabbè, cambiamo batteria. Ho sentito le gambe. Tremare? No, non tremare, proprio come gelatina. Devo sedermi un attimo. Si è sentito un attimino le Ho gambe... sentito le gambe come gelatina. Prego, cameraman. Neanche l'infortunio sul lavoro mi è concesso. Ma le braccia non sono gelatine, le gambe? Hai ragione anche te. Possiamo provare con la Spirit, Sì. con la tua, che bella, mi piace. Allora vuoi che tu stai qua con la Spirit e io mi metto nel corridoio? Stavo per dirtelo, conviene. Sì, no, anche se non stai fisso, basta che continui a fare avanti e indietro a controllare. Perché non sentiamo i rumori con la Spirit. Ok. Quindi se la Spirit visto che comunque c'è Michele che è molto più temerario di noi, che fa avanti e indietro anche a sorvegliare il corridoio, controllando che non arrivi gente viva. Proviamo a usare la Spirit Box, usiamo la sua, quella fisica, che le altre volte quando l'abbiamo usata ci ha dato belle soddisfazioni. Esatto, sì. Vediamo. Allora io adesso sto usando la Spirit Box e giustamente siccome fa un sacco di rumore, allora io mi metto qua nel corridoio a vedere se arriva qualcheduno e farò qualche domanda. Sono qua da solo nel corridoio. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno può dire qualcosa, fare un rumore? Se c'è qualcuno può fare un rumore o una voce. Noi sentivamo dei passi venire da qua. C'è qualcuno qui? Riuscite a fare un rumore? Ah, vada. Vi busso la porta qua.
Riuscite a rifare sto rumore? Allora, io sono qua da solo nel corridoio buio e spaventoso di questo Chiesa Blu. Ho fatto qualche domanda, ho cercato qualche interazione, non l'ho sentita, ho bussato anche alla porta e nessuno mi ha risposto. Sto qua teoricamente per vedere se arriva qualcuno dalla porta, qualcuno di vivo ovviamente. Nessuna interazione è avvenuta con la tecnica di io che sto nel corridoio buio e spaventoso. Però vi devo dire la verità, qualche giramento di testa e qualche sensazione di non benessere c'è, non posso dire di no. Il posto incute terrore, comunque ha la sua componente come si dice, ha la sua componente suggestiva in negativo, e quello. E poi c'è anche il fatto che comunque certe sensazioni a livello mentale arrivano, tipo giramenti di testa, stanchezza, perdita di energie. Quelle sicuramente le ho provate tutte questa sera. Tra l'altro è anche bello fare questa parte qua, perché per chi comunque guarda i video vedere due facce diverse della stessa medaglia, che in questo caso la medaglia è l'indagine. Loro sono di là con la spirit box, io qua nel corridoio buio, e anche un po' per vedere due riscontri diversi nella stessa indagine, due video diversi anche, e lascio analizzare a loro la spirit box, perché io due palle ogni volta analizzare questa maledetta spirit box, che è sempre due coglioni. Cos'era questo? Io ho sentito la voce di una donna. Aspetta che vado a chiedere. C'è stata la voce di una donna? Voi non avete sentito una voce di una donna qua? Perché io l'ho sentita nitidamente fuori. Allora, noi le abbiamo chiesto come si chiamasse, e se non ho capito male qualcosa finiva con Usi, quindi non ho capito se è Giusi o Susi. Ok. Le ho chiesto se quell'urlo l'ha fatto lei, e ha risposto di no. Però una voce maschile aveva risposto. Voce maschile ha risposto di no. Dopo gliel'ha richiesto. Dopo gliel'ho richiesto e una voce femminile ha detto io no. La voce femminile ha detto io no. Ok. Quindi ho provato a dire se c'era il custode e se fosse un'entità positiva o negativa, ma non ce l'ha detto. Ok. Però alla fine non è che parlassero così tanto, O meglio, non con noi. Qualcosa c'è stato. Ho sentito una donna prima. Può farsi sentire di nuovo? Per favore. Mi ha messo anche il K2 e il REM-pod, ma non se li sono cagati minimamente. Ah. Zero. No, con le strumentazioni non interagisco. E col REM-pod è strano perché ogni volta che l'ho usato quasi sempre si è acceso. Provo a mettere due palline. Oh, si provano tutte. Allora ne metto una sulla porta qua.
lascio questa qui. Sì, sì, lascialo pure là. Così non ce la dimentichiamo. Uno sull'altare e uno qua. Ora tolgo anche il night shot così si vede meglio se qualcosa brilla. Ora si sono spente tutte e due. Ok. Se c'è qualcuno, può per favore illuminare una di queste palline? Io sono già stato qua, ve le ho messe qua, le avete fatte illuminare. Può qualcuno farlo di nuovo? Può fare il video? Tieni premuto e premi enter quando dice sì o no. Cos'è che devo tenere premuto? Questo per sparare, questo qua davanti. Ah, ok. Tengo premuto, dico inizia a registrare, sì. Enter. Cosa? Cosa c'è? L'ho sentito anch'io. Non ho sentito. Gio, riprendi qua. Guarda che c'è un pallino verde in mezzo alla porta. Vai più vicino, vai più vicino. Vedete che c'è un pallino verde in mezzo alla porta, raga. È vero? Ma non c'è la maniglia. No. Vedi? Mi sembra come se c'è qualcosa di più. Ma non c'era prima quella roba là. Cioè io ho inquadrato tante volte la porta. In mezzo lì. Rumore. Rumore, esattamente da lì. Esatto. Vedi, c'è quel pallino in mezzo alla porta, guarda. Cioè, è come se stesse sull'uscio a guardarci. Puoi anche far illuminare la pallina che è là per farci capire che siete da quella parte là. Potete farvi risentire? Hanno fatto messe nere. Figa. Hai sentito? Ma sembra un passo o qualcosa. È vicino, no? Sì, sì, era qua. Speriamo che comunque la gente venga qui con rispetto e non come hanno fatto altri, oltre a noi. Noi veniamo qua con rispetto per cercare risposte, cercare prove di possibili entità. Altri no, altri hanno poco rispetto per il luogo. E capiamo che magari qualcuno si è arrabbiato. Visto comunque il nostro rispetto, sarebbe bello avere qualche interazione da parte vostra, visto che comunque ci siamo comportati bene nei vostri confronti. Ti è arrivato l'odore di marcio. Non c'è più il coso verde? Prova a metterti nella posizione di prima. Esatto.
Raga, non c'è più. Non c'è più davvero. Raga, non c'è più. Guarda, non c'è più il pallino verde di prima. È come se qualcuno magari avesse messo il dito, che ne so. Qua c'era un puntino verde prima. In mezzo alla porta. Dove c'è quel pallino scuro, prima quel pallino era caldo. Che comunque... Così non si vede. Raga, Eccoci qua. Comunque cosa? no, forse era un gioco di luce, sempre con i riflettori, ma mi sembrava... Tu l'hai visto? Sì. sembrava Non c'è niente, vedi. Mi sembrava un'ombra, guarda, questa qua. Dove? Ah, quella sì. Nera. Però il pallino non era un gioco di... No, Il pallino era verde, Sì. Ah no, il pallino no. Ma quell'ombra più scura lì che c'era. A volte crea delle pareidolie la termica, perché se non è puntata il laser magari punta là, però dall'altra parte fa una Comunque è figura sparito, assurdo, raga. Sparito, non c'è più il pallino verde. Noi tra poco dobbiamo andare via. Non possiamo stare tutta la notte. L'altra sera ci avete fatto scappare. Di comunicare con noi, ci pare di aver capito, non ne avete abbastanza intenzione. Cosa vogliamo fare? Cosa? Non hai sentito? Passi. No, shh. Io volevo sapere se tu una voce. Appunto. C'è qualcuno? Oh ma figlio, guarda che erano troppo palesi. No, chi era? Ti sembrava qualcuno che parlottava? No, Anche. no, qualcuno che proprio era lì. Figa, non sento i cazzo di passi, sembrava quando tu arrivavi verso di noi. Ho sentito anche parlottare però. Sì. Sì, venivano fuori le voci però. Raga, usciamo. Guarda che c'erano dei passi della Madonna lì, in sacrestia. Allora, il video chiusura lo facciamo alle macchine. Rimaniamo in rec finché non andiamo alle Sì, macchine. esatto. Sono d'accordo. Sì, c'è giù. Sì, da giù ci entri. Non sappiamo
Noi ce ne andiamo, vi ordiniamo di non seguirci e di rimanere qua, è un ordine. Noi ce ne andiamo, vi ordino di rimanere qui. Ragazzi, è finita anche questa indagine, è finita col botto, nel senso che Tanta roba. tanta roba. Tanta roba. Ci hanno letteralmente mandato via con tutte le forze immaginabili. Ho fatto bene a chiamarti per tornare qui stasera. Sì, praticamente lui mi ha chiamato qua perché 2 giorni fa gli è capitato di ogni là dentro e si è riconfermato anche questa volta un posto carico di energia. Infatti sono contento che si sono fatti risentire con uno che non fa parte del nostro team, ma quantomeno abbiamo 2 voci. 2 team che possono confermare che Esatto. quel posto è veramente Sì, carico. è veramente carico, ovviamente non sempre dal meglio di sé, perché sono stato altre volte e non ha fatto queste cose qua, però vi posso, allora sono ancora emozionato ragazzi, quindi fidatevi, è così, è pieno di energia, è un'energia molto respingente, ci hanno mandato letteralmente via calci in culo. Se vorrete vedere anche la nostra esperienza prima di questa sera, ma quella di 2 sere fa, Andate la trovando nel sul loro nostro canale, raga, Paranormal Life, e trovate pure quando siamo scappati via come dei mongoloidi. Esatto, iscrivetevi. La cosa che è passata davanti era falena, raga, prima che vedete qualcosa di bianco ecco. Prima che vi date all'orbs è una falena. Esatto. Comunque iscrivetevi al loro canale, iscrivetevi al mio Paranormal Life. Sì, intanto mi conoscono, siamo già passati. Sì, sul vabbè, canale. appunto. Haunted Echoes, mettete mi piace, commentate, condividete con amici e parenti. Tanti Noi ci- like per il logo nuovo, raga, tanta roba, bellissimo. Grazie. E noi ci vediamo alla prossima indagine. Bene, Ciao. dai.